Uno era steso nel suo letto, l'altro gli era accanto. Sono stati trovati così, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, stretti quasi in un ultimo abbraccio, loro che da sempre si sostenevano. Giorgio Granello aveva 71 anni, potrebbe essere stato il primo a perdere la vita, colpito da una grave malattia. Gianfranco di anni ne aveva 77. Anche lui era malato, affetto da una patologia degenerativa. Aveva bisogno del sostegno di Giorgio per andare avanti. Originari dell'Alto Adige ma da anni in città, Giorgio e Gianfranco Granello, insegnante anche al liceo Tito Livio, vivevano da molto tempo in questo appartamento del centro di Padova in Riviera Paleocapa, a 2 passi dalla Specola. A dare l'allarme erano stati alcuni parenti di Bolzano che da qualche tempo non riuscivano a mettersi in contatto con loro. Alle 17 di venerdì in casa si sono presentati gli agenti della polizia locale con i vigili del fuoco. Uno strattone alla porta e davanti ai loro occhi ecco i contorni di quel che poteva essere accaduto. Sul posto la polizia scientifica che ha compiuto i rilievi del caso e il magistrato di turno. Nessun segno di violenza. A chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto sarà probabilmente l'autopsia sui corpi di Giorgio e Gianfranco Granello. Una vita trascorsa insieme, nell'educato riserbo di chi cerca di sostenersi l'un l'altro, lasciata in silenziosa solitudine.